Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si sta accentuando sempre più, in particolar modo nel Veneto. Carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori, operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. In Veneto gli operai specializzati stanno diventando introvabili e 4 colloqui su 10 finiscono deserti. Poco più della metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili in regione da qui ad ottobre sarà di difficile reperimento. Lo sostiene l'ufficio studi della CGA di Mestre sulla base degli ultimi dati di Unioncamere e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa situazione si sta aggravando perché dopo il periodo del Covid tra i giovani è sempre più diffusa la ricerca di occupazioni caratterizzate da elevati livelli di flessibilità oraria. Inoltre, tali candidati mostrano una limitata disponibilità ad accettare incarichi con tempi di lavoro prolungati o condizioni lavorative particolarmente gravose dal punto di vista fisico. Anche altre cause contribuiscono a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Innanzitutto la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, ma è anche rilevante sottolineare come molti giovani non possiedano le competenze tecniche e professionali richieste, in particolare nel settore manufatturiero, un fenomeno che conferma lo storico divario che persiste tra formazione scolastica ed esigenze del sistema produttivo. Sono dinamiche che stanno causando gravi difficoltà a numerose piccole imprese, le quali incontrano crescenti ostacoli nel reperire figure professionali altamente qualificate nell'edilizia, nella meccanica, nel legno, nel tessile, nell'abbigliamento e nelle calzature. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati riguardano l'edilizia e il manufatturiero, in particolare nelle filiere del legno, del tessile, abbigliamento, calzature e della metalmeccanica. Le più colpite dal fenomeno sono le imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Insomma, gran parte dei distretti produttivi veneti sono a rischio tenuta per la carenza di manodopera specializzata.